Una vera e propria bomba è appena esplosa nel calcio italiano. Il retroscena della Serie A si infiamma e ora tocca al Napoli entrare in corsa per un nome che promette di scuotere. Il mercato, Lorenzo Pellegrini. Se seguite i movimenti dei grandi club e volete sapere in anteprima chi potrebbe cambiare maglia nei prossimi mesi, restate sintonizzati, perché questa storia potrebbe prevedere un addio emozionante. Una svolta strategica e un colpo da maestro del Napoli. Lasciate un like, attivate la campanella e iscrivetevi al canale, perché qui avrete tutto analizzato, contestualizzato e senza giri di parole. Il centrocampista e capitano della Roma è a un punto di svolta della sua carriera. Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, tra cui calciomercato.com, Pellegrini è partito titolare nell'ultimo derby della capitale contro la Lazio e tutto lascia pensare che quella potrebbe essere la sua ultima apparizione in maglia giallorossa. Il suo contratto è valido fino al 2026, ma la società non si è ancora mossa per rinnovarlo. Quindi il rischio di una partenza imminente è sempre più concreto. Dall'altra parte c'è il Napoli, con il direttore Giovanni Manna che sta già monitorando da vicino la situazione. È pronto ad agire. Pellegrini è un nome molto apprezzato sia da Manna che da Antonio Conte, che vede nel centrocampista il tassello mancante per dare al centrocampo del Napoli maggiore profondità offensiva. Il suo tiro da fuori area, la sua presenza nell'area di rigore avversaria e le sue doti di leadership si inseriscono perfettamente nel progetto tecnico della squadra per la prossima stagione. E il bello è che, con il contratto in scadenza e il mancato rinnovo in vista, il prezzo di mercato di Lorenzo potrebbe scendere, rendendolo un'occasione perfetta, che Manna ama capitalizzare, pagando poco per avere molto talento. La sfida ora sarà quella di battere la concorrenza di club come l'Inter, che sta monitorando anche da lontano e potrebbe entrare prepotentemente in corsa. Inoltre, Pellegrini è consapevole che, a 28 anni, sta per firmare il contratto più importante della sua carriera, che potrebbe aumentare le sue richieste salariali. Tuttavia, il Napoli ha fiducia nel progetto che sta mettendo in piedi con Conte e potrebbe provare a convincere il giocatore a guidare questa nuova fase. Ora tocca a voi. Pensate che Lorenzo Pellegrini si adatterebbe come un guanto a questo Napoli rinnovato? Pensate che la Roma abbia fatto bene a non forzare il rinnovo? Commentate qui sotto. Vogliamo sapere cosa ne pensate di questo possibile capitolo finale di un simbolo della Roma e dell'inizio di una nuova era a Napoli.